Bentrovati in questo settimo speciale di Sardinia Tourism Call to Action. Parleremo oggi di come vendere. Ne abbiamo discusso nella conferenza il 14 dicembre svolta nell'aeroporto Olbia Costa Smeralda con i nostri ospiti che hanno analizzato il come, il quando e il perché. Con loro parleremo della possibilità di creare un sistema integrato tra porto e aeroporto, in maniera tale da fare della Sardegna una home port, cioè una destinazione non solo per gli arrivi ma anche per la partenza del sistema crocieristico. Con Lia Serrelli invece parleremo della possibilità per i produttori sardi e per le imprese della manifattura e dell'artigianato di entrare in contatto con l'estero con la piattaforma di e-commerce e marketplace, in maniera da creare valore al nostro prodotto. Eccoci al settimo appuntamento di Sardinia Tourism Call to Action. In questo speciale abbiamo il primo ospite, siamo qui con Fabio Gallo, direttore dello sviluppo commerciale e finanza di Sogeal. Gli facciamo una prima domanda che vorremmo un po' scardinare, un po' rimarcare un altro concetto che è un po' retorico in Sardegna e soprattutto in Italia, che è quello che in Sardegna non arrivano i passeggeri perché non ci sono i voli e quindi la destinazione soffre di questa carenza. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori quali sono veramente i processi che portano le compagnie a scegliere la nostra destinazione. Sì, ti ringrazio della domanda, è sempre interessante cercare di condividere queste dinamiche. Beh, innanzitutto, come dicevi tu, bisogna sfatare un po' il mito che le compagnie seguano quelle che sono le indicazioni che danno le società di gestione nel processo di incrementare oppure diminuire dei voli sulla nostra regione. Allora, le compagnie aeree tendenzialmente inseriscono nuovi voli oppure li tolgono sulla base di quella che è la domanda che riscontrano sul mercato di un determinato territorio. Certamente la società di gestione aeroportuale, noi in primis ci relazioniamo quotidianamente con le compagnie aeree e cerchiamo di suggerire loro la nostra destinazione come una di quelle più importanti e tra quelle primarie da prendere in considerazione, soprattutto per il periodo estivo. Però poi non sta nelle nostre mani effettivamente il processo decisionale vero e proprio, perché sono le compagnie aeree che decidono se, come e quando andare ad inserire dei nuovi voli sui nostri aeroporti. In questo senso certamente è, come dicevamo già prima, è fondamentale lavorare parallelamente a quello che è il lavoro che fanno le società di gestione aeroportuale. È importante anche che a livello istituzionale venga fatto un lavoro che dura 365 giorni all'anno, che è quello di creare una destinazione che possa essere appetibile per i turisti durante tutto l'arco dell'anno e non solo durante il periodo estivo. Abbiamo avuto un buonissimo 2022, un post pandemia dove la Sardegna ha potuto garantirsi un buon livello di economia turistica. Che tipo di prospettive dobbiamo aspettarci per il 2023? Sì, il 2022 certamente è stato un anno molto positivo in termini di numero di passeggeri, perché dopo i 2 anni di pandemia siamo tornati sui livelli del 2019. Tuttavia il dato va un attimino approfondito, nel senso che è vero che in termini di numero di passeggeri siamo tornati su livelli molto importanti, tuttavia le compagnie aeree hanno riscontrato dei load factor degli aeromobili, ovvero dei tassi di riempimento degli aeromobili stessi, decisamente inferiori rispetto al 2019. Questo significa che a parità del numero di passeggeri troviamo le compagnie aeree meno soddisfatte perché economicamente hanno realizzato meno di quello che si attendevano. Noi stessi come società di gestione aeroportuale, per raggiungere quell'obiettivo, abbiamo effettuato delle attività di marketing promozionale territoriale molto importanti, quindi abbiamo una marginalità inferiore, ed ecco quindi che bisogna un attimino spiegare che il dato 2022, seppur un dato molto positivo, soprattutto dopo i 2 anni di pandemia, è un dato che va guardato insomma con un attimino di più attenzione. Questa premessa per spiegare che il 2023 riteniamo non sarà un anno di ulteriore sviluppo in termini di traffico passeggeri, ma piuttosto un anno in cui bisognerà vedere se i risultati positivi di quest'anno e di quest'estate saranno consolidati anche nel futuro. Certo, ringraziamo Fabio Gallo che stamattina ha partecipato alla conferenza alla quale hanno partecipato tutti e 3 gli aeroporti, Alghero, Cagliari e Olbia, e passiamo al prossimo ospite. Siamo qua con il secondo ospite di questo speciale, l'avvocato Natale Dittel, segretario generale del sistema portuale del Mare di Sardegna, l'autorità portuale della Sardegna. A lui chiediamo se questo sistema integrato è riuscito a portare dei vantaggi alla nostra isola.
Senz'altro il sistema è risultato premiante, sono i numeri che lo confermano. L'autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è il risultato di una fusione tra le due disciolte autorità, l'autorità portuale di Cagliari e l'autorità portuale di Olbia. Se guardiamo i bilanci delle due disciolte autorità di 5 anni fa, insieme facevano 140 milioni di euro. Oggi il sistema è a 600 milioni di euro, quindi sono i numeri che confermano che il sistema è premiante. Certo. Abbiamo parlato durante la tavola rotonda della possibilità di usare dei fondi per fare questi fondi che sono stanziamenti importantissimi dallo Stato per fare delle infrastrutture nuove nel 2023, ma già in corso con i piani PNRR e questi prevedono sia infrastrutture nel porto di Olbia che negli altri 8 porti o parte di questi 8 porti che fanno parte del sistema integrato. Noi come autorità di sistema abbiamo ricevuto già una buona parte dei fondi del PNRR e sono fondi che ormai abbiamo impegnato nel nostro bilancio in tutti i nostri 8 porti. Cagliari, Olbia, Porto Torres sono gli investimenti principali. Stiamo parlando di numeri importantissimi perché se voi pensate che su Cagliari di fatto si andrà a costruire il nuovo porto con un investimento PNRR pari a 349 milioni di euro, Olbia stessa già nel 2023 avrà un investimento che supera i 100 milioni, Porto Torres avrà un investimento che è già in atto, la settimana prossima iniziamo i lavori per l'antemurale di Ponente di Porto Torres con un investimento che va oltre i 50 milioni. Arbatax, che è un nuovo porto appena entrato, abbiamo nel nostro bilancio di previsione impegnato 30 milioni. Tenete conto, per fare un paragone, che finché il porto era di competenza solo regionale, la cifra più alta mai stanziata furono 13 milioni. Ecco, questo ci dà l'idea di come il sistema sia in grado di compensare un porto che magari inizialmente è più debole, ma che con gli investimenti crescerà e darà frutti. Eccoci col terzo ospite dello speciale Sardinia Call to Action. Ci troviamo con la dottoressa Lia Serreli, direttore generale del gruppo L'Unione Sarda. Abbiamo parlato durante la tavola rotonda di come vendere attraverso internet e quindi con l'e-commerce, con le piattaforme di marketplace e abbiamo scoperto che dopo la pandemia è cambiato qualcosa. Dove dobbiamo andare? In che direzione dobbiamo andare con la vendita online? Allora, sicuramente è importante essere presenti nell'online. Ancora oggi in Sardegna c'è qualche difficoltà per qualche produttore. Noi con sardiniaecommerce.it sino ad oggi abbiamo avuto a che fare con i piccolissimi produttori locali e abbiamo cercato, attraverso le competenze del nostro gruppo, che quindi è rappresentato da Unione Sarda, Videolina, Radolina, UnioneSarda.it e oggi anche da Sardegna 1, di offrire queste competenze per fare in modo che potessero comunicare e vendere online nel miglior modo possibile. Per cui dopo la pandemia, appunto come diceva, questa esigenza si è resa più popolare perché tutto questo esisteva già. Con la pandemia è diventata un'esigenza primaria, ossia si poteva acquistare pressoché solo online, soprattutto se si era poi lontani dalla propria isola e si voleva comunque continuare a sentire quei sapori, quegli odori che ci facevano sentire un po' a casa. Questo è successo durante la pandemia, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi da persone lontane da casa che grazie a Sardinia e-commerce hanno potuto sentirsi più vicini. Avete cominciato come piattaforma facendo un networking con le aziende. Qual è la difficoltà maggiore di riunire produttori che sono in qualche modo molto piccoli, no? E quindi comunque realtà che passi insomma dal produttore direttamente al commerciante. Quindi come coniugare questa differenza tra grosse imprese e piccoli produttori? Il nostro mondo, quindi il nostro gruppo, ha una concessionaria di comunicazione e ha a che fare con tutte le aziende locali, abbiamo circa 4.000 clienti. Per la prima volta ci siamo approcciati poi a questo mondo così piccolo ma così importante e così ad alto valore.
Noi abbiamo proprio pensato a questo, creare una comunità di questi produttori e aiutarli insieme a volare oltre la Sardegna. Non è stato difficile, grazie comunque ai nostri media e al numero dei nostri contatti, perché l'abbiamo reso subito popolare. Non è stato semplice poi continuare nel tempo a mantenere questo andamento, questa crescita, però devo dire che i produttori piano piano hanno capito il ritorno che dà la comunicazione e che dà la vendita online. Sicuramente questi produttori con la pandemia sono venuti a contatto con i valori e le grandi opportunità che il mondo dell'online offre. Ringraziamo Lia Serrelli per il suo contributo. Vi ricordiamo che questi speciali sono la sintesi delle conferenze di Sardinia Tourist Call to Action, giunto alla 6ª edizione quest'anno. Ringraziamo l'assessorato regionale del turismo, Enit e Tourism Plus, partner scientifici del nostro progetto.